Amici bellini, faccio questo video a braccio successivo alla live, lo postiamo subito perché comunque è notizia che l'Inter ha vinto il campionato e quindi ne dobbiamo parlare. Ho un suggerimento per ADL, quindi nel fare i complimenti all'Inter mi rivolgo anche al Napoli e ai tifosi del Napoli. Cominciamo, le notifiche, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, sta giocando ancora la Roma in questo momento, è successo questa cosa qua in... Vedete? Momento qua. Sta succedendo questo a New York. Ma capa, ha vinto... La Polonia ha vinto il campionato. Che succede? Perché gridate? Perché i rumori? Potrebbero essere caroselli di rumori su tutti i polacchi tifosi dell'Inter che stanno esultando per lo scudetto, eccetera, eccetera. La prima riflessione da fare è che l'Inter esce in fretta da tutta l'Europa possibile, si concentra sul campionato, mi rivolgo ai tifosi del Napoli, si concentra sul campionato, ha sempre i giocatori chiave a disposizione, vincono il campionato, lo stravincono. Quando qualcuno diceva dopo Inter-Napoli, dopo quelle partite là, insomma... che l'Inter vinse con il Napoli, disse l'Inter è una squadraccia, il Napoli ha giocato meglio. Il Napoli aveva giocato meglio, ma l'Inter si avviava a vincere il campionato perché è venuta meno anche la Juventus, diciamoci quello che è. Mentre insomma il Milan fa un ottimo girone d'andata e poi viene un pochino meno nella seconda fase, dove era mancato il girone d'andata, dove era mancata la Lazio, e mentre il Napoli ha alternato cose buone, cose meno buone, l'Atalanta si è mantenuta sempre là, il Napoli sta facendo un finale di campionato insieme all'Atalanta e quindi, ma noi le questioni per la nostra squadra sul raggiungimento della zona Champions le facciamo domani, nell'approfondimento di domani, perché ancora non è finita e bisogna insistere, bisogna crederci, credetemi, bisogna crederci. Però non posso fare a meno di fare una riflessione che riguarda gli arbitri, ma lo dico, voglio essere chiarissimo, io non mi sto lamentando in questo momento di Mazzoleni, dell'arbitro Fabbri o dell'arbitro con il Milan che non dà il rigore ad Ibrahimovic ieri contro il Benevento. No, non mi sto lamentando di quello e non mi voglio nemmeno lamentare di Paratici che entra in campo per accerchiare Chiffi, insomma, tutto quei discorsi lo lascio dire a Pierpaolo Marino, non lo dico io, come la Juventus poi ha vinto con l'Udinese oggi. Io chiedo ad ADL di fare una riflessione importante e magari lo teniamo anche breve questo video. Non è possibile, e ne ripeto, non sono gli arbitri, non è possibile che l'Inter, dopo la famosa partita di Orsato, dove lui era troppo vicino per valutare bene, non è mai più stata arbitrata da Orsato. Orsato è l'arbitro più forte del mondo, più bravo del mondo, eccetera, eccetera. È mai possibile che l'arbitro più forte del mondo non ha più arbitrato un Inter-Juventus, un Inter-Milan, un Inter-Roma, tutte queste partite importanti, Napoli, non l'ha arbitrata più. Perché? Perché evidentemente nel palazzo dove conta, le persone che contano, penso a Marotta o penso a chi altri, hanno detto no, noi non lo vogliamo più, e non sono nemmeno stati insomma defraudati loro in quel campionato, fummo defraudati noi da quel risultato, ma tanto sta, tant'è, fatto sta che Orsato non l'ha arbitrata più l'Inter. Noi invece, dopo un Mazzoleni che ha fatto quello che ha fatto proprio alla luce del sole, davanti agli occhi di tutti, tutti ricordano Pechino, ma dobbiamo ricordare tante altre cose, tanti altri arbitraggi. E devo ricordare, l'abbiamo fatto in live, questa frase qua, l'arbitro Mazzoleni svela Hamsik il giocatore meno sopportabile. Lo disse nel 2019 quando si ritirò da arbitro e non avrebbe dovuto arbitrare più, e quindi si è lasciato andare a questa dichiarazione. La dichiarazione per me è forte, anche sorprendente, visto il personaggio Hamsik che lo conosciamo. Non poteva essere assolutamente il meno sopportabile, ci sono giocatori molto più insopportabili di Hamsik e non ne voglio citare nessuno, non mi faccio prendere da questa cosa qua. Dopo che un arbitro che doveva finire la sua carriera di arbitro poi viene confermato al VAR e ce lo mandano una continuazione, e il Napoli fa silenzio, fa un silenzio assordante e non dice mai niente. Signori miei, ma voi siete veramente convinti che il Napoli è padrone del proprio destino e deve vincerle tutte?
tutte per andare in Champions League. Mi dispiace, uno, non siamo padroni del proprio destino, assolutamente no, perché Mazzoleni ci prova anche con il Milan, l'arbitro vede, non giudica quel contatto abbastanza, benissimo, e allora vuol dire che si va avanti, no, vienilo a vedere, e quello l'arbitro lo rivede e dice sì, ho visto bene, non è rigore. Poi si può discutere, l'episodio non mi interessa, a me interessa la reazione della mia società di fronte a certi episodi. Non va bene ogni tanto dire siete tutti delle M, no, così non va bene, devi prendere delle decisioni serie, e quando ci sono i momenti importanti nel palazzo, quando le squadre fanno coalizione, fanno una Superlega e tu stai zitto, vuol dire che non ci siamo, vuol dire che non hai interesse, vuol dire che hai altri interessi, e vuol dire che tu la difesa di questa squadra non la fai e non ti interessa. Che cosa fai invece? Ti chiudi in un silenzio stampa continuato che qualcuno ha definito anche la manna dal cielo, così fate stare zitti Gattuso. No, il silenzio stampa, e insisto, ci toglie dei punti, perché tu devi parlare, devi spiegare le tue decisioni, le tue scelte, tuo allenatore, e magari parlandone con i tuoi amici Costa Curta, Brosini, magari rifletti anche su certi errori, quindi non è nemmeno la difesa di Gattuso. Devi parlare, però devi avere la possibilità di dire pure ma che è questa schifezza, devi avere la possibilità di rispondere a quelli che invece dicono, un Inzaghi che dice ma il fallo di Mertens a centrocampo per il gol, no, non c'era nessun fallo, signor Inzaghi, non c'era proprio niente. Allora la narrativa è quello che porta alla fine una convinzione, perché poi le immagini spariscono, io non lo so, gli highlights ancora non li ho rivisti, questo video è molto a caldo e io sono amareggiato, ma vi ripeto ancora una volta, per quelli che scriveranno dei commenti insopportabili, e non fa niente, scrivete TVB, la risposta mia è TVB, non c'è problema. Signori, non si può fare così, non si può star zitti, non si può accettare sempre tutto, altrimenti a me resta il dubbio che a te va bene tutto, va bene così, finché non sei indebitato non hai nessuna voglia né stimolo di vincere, di lottare, di metterti contro quelle squadre che hanno più potere di te e decidono quello che vogliono loro. I rumori, leggasi Superlega, leggasi calciomercato, dinamiche, rapporti, non esiste proprio. Quindi noi facciamo i complimenti all'Inter per aver vinto il campionato e per aver fermato l'egemonia della Juventus, che però, io insisto, avrebbero potuto anche pensare che ce ne frega quest'anno, seppure sbagliamo mettiamo Pirlo, risparmiamo, tanto facciamo la Superlega. Rendetevi conto di questo. Di conseguenza è a braccio, può significare niente questo video, ma è importante. L'Inter vince, poi devono capire il fatto degli stipendi, voglio approfondirla questa cosa qua, perché non mi è chiaro e non voglio dire cose che non so. Storicamente in Italia vincono quelle tre, ok? Vince la Juventus, vince il Milan, vince l'Inter. Storicamente, quando non hanno vinto quelle tre, o c'era il giocatore più forte del mondo al Napoli, o c'era il sorteggio arbitrale integrale, vedi le vittorie del Verona, oppure ci sono squadre che si sono indebitate fino al collo, fino al fallimento, vedi la Roma di Sensi, vedi la Lazio di Cragnotti, vedi il Parma di Tanzi. Le squadre che hanno vinto e che hanno interrotto quel dominio sono squadre che si sono indebitate fino a fallire. Poi ci sono squadre che quando si indebitano falliscono, e squadre che quando si indebitano ripianano i debiti, fanno una ricapitalizzazione e ricominciano da capo. Il fair play finanziario non esiste, perché la UEFA non l'ha mai applicato, e si va avanti così, indebitandosi, comprandosi giocatori che magari non ti puoi permettere, e poi dopo cerchi di fare la Superlega perché dice ma noi non ce li possiamo pagare i calcio e i diritti TV. Quindi ragazzi, questo è il calcio che viviamo. Ecco perché quando mi vengono a dire il Napoli le può vincere tutte, è padrone del suo destino, purtroppo no, non siamo mai padroni del nostro destino, e il calcio è uno sport che se tu valuti partita dopo partita in modo analitico, il filotto già l'avevamo fatto, il filotto si doveva interrompere a un certo punto, si è interrotto anche quello dell'Atalanta, che era una squadra che sembrava non poter cadere mai, e invece sì, si interrompe perché questo è il calcio normale. Dopodiché esiste il calcio quello là non normale, che è fatto di interessi, di debiti e di squadre indebitate. Ho fatto un video dove probabilmente scatterà la polemica, ma io me la devo dire come me la sento, non posso assolutamente tacere. I complimenti all'Inter sono seri,
perché comunque se lo sono meritato, hanno fatto il filottone, hanno avuto la squadra a disposizione per farlo, si sono dimostrati più forti e più continui delle altre, uscendo anche in fretta dall'Europa e quindi avendo tutta la squadra a disposizione senza infortuni. Più di questo non potevano fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ripeto, non mi lamento degli arbitraggi, mi lamento della mia società, che non dice mai nulla, che accetta sempre tutto e che non sembra voler reagire a nessun tipo di sopruso, che ci sia o che non ci sia, che sia dettato dall'alto oppure no, che sia un caso o semplicemente degli errori come sbagliano i giocatori possono sbagliare gli arbitri. Voglio vederlo il dopo però, perché in campo si può sbagliare, ma il dopo è importante nella reazione della narrativa, quindi dei media e dei giornalisti, e nella reazione della società, che a volte reagiscono a certi soprusi, a volte no. Vedi anche il Cagliari dopo l'episodio di Ronaldo contro Cragno. Ho finito. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.